Benvenuti e bentornati all'Almanacco. Oggi è venerdì 21 agosto 2026. Il sole sorge alle 6:22 e tramonta alle 19:50. La luna si leva alle 15:01 e cala a mezzanotte 12. Oggi si celebra San Pio X. Il nome Pio ha origini latine e significa devoto o religioso. Oggi, 21 agosto, si celebra la Giornata Mondiale dell'Imprenditore, una ricorrenza che mette al centro il valore dell'innovazione ed il coraggio di chi decide di investire sul proprio talento per creare benessere e progresso. Che si tratti di start-up tecnologiche o imprese orientate alla sostenibilità, oggi festeggiamo la visione di chi contribuisce ogni giorno a costruire il futuro della nostra società. Sono 37 le candeline per Hayden Panettiere, l'attrice statunitense diventata una star globale grazie alla serie cult Heroes e al dramma musicale Nashville. Oltre al cinema, Hayden è nota per il suo forte impegno come attivista per i diritti degli animali e della conservazione marina, confermandosi una delle personalità più carismatiche della sua generazione. Festeggia 40 anni anche l'ex campione di atletica Usain Bolt, l'uomo più veloce del mondo, celebra oggi un traguardo importante. Con i suoi 8 ori olimpici e record mondiali nei 100 e 200 metri ancora imbattuti, Bolt resta l'icona assoluta della velocità e del carisma sportivo, capace di far sognare miliardi di persone con il suo leggendario gesto del fulmine. Ed infine auguri anche alla cantante e ballerina francese Alizée per i suoi 42 anni. Lanciata dal successo planetario di Moi Lolita, all'inizio degli anni 2000 ha saputo trasformarsi da fenomeno pop adolescenziale ad artista completa, vincitrice di Dance avec les stars e oggi stimata insegnante di danza, pur rimanendo nell'immaginario collettivo come la Lolita più famosa della storia europea. Parigi, 21 agosto 1911, va in scena Il furto del secolo. Vincenzo Peruggia, approfittando della chiusura del Louvre, stacca la Gioconda e se la porta via in un taxi. Per 2 anni il capolavoro di Leonardo rimarrà nascosto sotto il suo letto o appeso in cucina. Peruggia verrà arrestato a Firenze solo nel 1913, quando cercò di restituirla all'Italia in cambio di una ricompensa, convinto di compiere un atto di patriottismo. Sapete quanti palloncini servirebbero per sollevare una persona? Considerando che un litro di elio solleva circa 1 grammo ed un palloncino standard ne contiene 14, per far volare un ragazzo di 40 kg ne servirebbero almeno 2857. Senza contare il peso delle cordicelle, ovviamente. Per sollevare una casa intera come nel film di Up, i calcoli della fisica ci dicono che ne servirebbero milioni. Forse è meglio restare con i piedi per terra. Buon venerdì e benvenuti all'oroscopo del giorno. Il weekend è alle porte. Scopriamo insieme cosa hanno in serbo per noi le stelle per oggi. Ariete. Il fine settimana si preannuncia scoppiettante. Siete pieni di iniziativa e di energia, perfetti per organizzare qualcosa di divertente e inaspettato con gli amici stasera. Toro. Siete un po' stanchi della solita routine o di ritmi troppo serrati. Sfruttate le prime ore della giornata per chiudere il necessario, poi staccate la spina dai doveri. Gemelli. Sarete delle vere stelle della socialità oggi. Se avete in programma una serata fuori o un primo appuntamento, farete centro al primo colpo, grazie al vostro fascino. Cancro. Giornata ottima per gli affari pratici. Potrebbe finalmente sbloccarsi una situazione rimasta in sospeso, o potreste ricevere una bella conferma che aspettavate da tempo. Leone. È il momento del riscatto. Ritrovate la vostra proverbiale grinta e una forte passionalità che accenderà la serata. Nessuno saprà resistere al vostro travolgente carisma. Vergine. Le stelle vi consigliano di non correre troppo. Prima di buttarvi a capofitto nei progetti del weekend, assicuratevi di aver chiarito un piccolo dubbio con una persona cara. Bilancia. Sarete circondati da affetto, complicità ed entusiasmo. È l'ottimo momento per i progetti a lungo termine da condividere con la persona amata o con la famiglia. Scorpione. Sul lavoro o negli impegni, la vostra determinazione pagherà. Ma stasera non portatevi i pensieri a casa. La notte richiede leggerezza e totale spensieratezza. Sagittario. Una bellissima luna vi regala un grande ottimismo e tanta gioia di vivere.
Avete voglia di esplorare ed evadere. Una gita fuori porta sarebbe l'ideale per stasera. Capricorno. Sarete chiamati a risolvere un piccolo enigma emotivo. Mettete da parte la logica per un momento e ascoltate le vostre sensazioni più profonde. Non sbaglierete. Acquario. I riflettori oggi sono puntati dritti sui sentimenti. Le coppie ritroveranno una forte complicità, mentre i single faranno incontri decisamente stimolanti. Pesci. Giornata ideale per fare spazio al nuovo e rigenerarvi. Liberatevi di ciò che vi appesantisce l'anima e preparatevi a vivere un fine settimana ricco di emozioni sincere. Buon venerdì e buon fine settimana a tutti. L'appuntamento con le stelle torna domani. Dopo lo storico triplete con Mourinho, l'Inter continua a mietere successi e il 21 agosto 2010 i neroazzurri guidati da Benitez conquistano la Supercoppa italiana, battendo la Roma 3-1 a San Siro, grazie ai gol di Pandev e alla doppietta di Eto'o, consolidando così il dominio calcistico che resterà negli annali. Siete mai finiti a fare ricerca sui social di qualcuno fino a scovare vecchie foto imbarazzanti? È lì che nasce la domanda: hai per caso uno scheletro nell'armadio? In inglese si dice to have a skeleton in the closet e si riferisce a quel segreto, a quell'episodio del passato che preferiremmo tenere chiuso a chiave. Il matto di oggi è Emilio Salgari, il padre di Sandokan, che ha fatto viaggiare milioni di lettori pur non essendosi quasi mai mosso da casa. La sua mente era un oceano infinito, ma la sua vita quotidiana fu segnata da povertà e depressione. Scriveva a ritmi forsennanti per pagare i debiti, fumando e bevendo senza sosta, fino al tragico epilogo sulle colline di Torino nel 1911. Un matto di genio, vittima di un mondo che non sapeva contenere la sua immensa fantasia. E ci salutiamo con la nostra frase del giorno, oggi parole di Albert Einstein. È più facile spezzare un atomo che un pregiudizio. E visto che per la fissione dell'atomo serve tanta energia, cerchiamo di utilizzarla oggi per rompere qualche barriera mentale e qualche pregiudizio. Noi vi aspettiamo domani, sempre qui sugli stessi schermi, per una nuova puntata del nostro almanacco. Una buona giornata dalla vostra Jaire.